Pace a tutti. Mio Dio. Pace a tutti. Amém. Vi invito ad alzare in piedi in questo momento. Cominciamo questo culto di adorazione al Signore. E non so come è andata la tua settimana, ma la mia è andata un po' difficile. Ma hoje nós siamo qua per dichiarare che Gesù è morto sulla croce per noi e noi possiamo credere che Lui può fare infinitamente di più di quello che noi pensiamo. E quindi forse la tua settimana è stato un combattimento continuo, però lascia questo combattimento lá fora. Questo momento è un momento di celebrare, adorare, innalzare il nome del Signore. È un momento diverso, è un momento che tutti i nostri problemi e difficoltà restano fuori. Qua noi siamo venuti per adorare e innalzare il nome del Signore. E mentre tu adori il nome del Signore, il Signore sicuramente lavorerà nella tua vita. Sicuramente farà con che montanhe si cadano per terra nella tua vita. Tu vuoi dichiarare questo, amém? Amém? Allora preghiamo insieme. Preghiamo insieme in questo momento. Spirito Santo, in nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto, Signore. Padre, non so, Signore, quello che ogni persona ha vissuto questa settimana, Signore. Eu non so quello che ogni persona, Signore, ha passato questa settimana. Eu non so, Signore, quello che è successo nella sua casa, nel suo lavoro, Signore, nella sua scuola, Signore. Eu non so, Signore, ma il Signore conosce, Padre. Il Signore non conosce il suo pensiero in questo momento. Il Signore conosce ogni vita che è qua, Signore. Il Signore conosce, Signore, quello che li ha portati fin qua questa sera, come sono arrivati fin qua, Signore. E in questo momento, Signore, io voglio dichiarare, Signore, che la loro mente saranno pulite, Signore, pulite da ogni cosa, di ogni impedimento, Signore, che possa bloccare la tua presenza di agire nella loro vita, Signore. Spirito Santo, cambia questo ambiente, Signore, cambia questo ambiente, Signore, cambia, Signore, transforma, Signore, i nostri pensieri in pensieri di adorazione a Te, Signore, transforma i nostri pensieri e ci posiziona, Signore, per adorarti questa sera, Signore, posizionaci, Signore, per onorarti questa sera, Signore. Posizionaci, Signore, per renderti a te, Signore, la nostra migliore adorazione, Signore, con il nostro cuore versato verso di Te, Padre. In nome di Gesù, Signore, noi dichiareremo, Signore, che perché il Signore vive, perché Gesù Cristo vive, noi possiamo credere, noi possiamo vivere e grandi cose noi possiamo vivere, Signore. Noi possiamo credere, Signore, che montanhe cadranno per terra. Noi possiamo dichiarare, Signore, che il nuovo di Dio succederà nella nostra vita, perché il Signore è morto per noi e ci ha riportato, Signore, all'inizio, Signore, ci ha riportato, Signore, a quel regalo prezioso, Signore, ci ha dato quel regalo prezioso che è la salvezza, Signore. Questa sera noi dichiariamo che noi possiamo credere, Signore, che ogni cosa, Signore, che noi stiamo vivendo, che ogni cosa che noi stiamo passando, il Signore la può fare, Signore. Il Signore può trasformare, Padre, nel nome di Gesù, Padre. Rompi ogni catena in questa sera, Signore. Rompi, Signore, ogni impedimento questa sera, Padre. Metti i Tuoi angeli a camminare in questo luogo, Signore. Metti, Signore, i Tuoi angeli a lavorare per questa chiesa, Signore. Signore, in nome di Gesù, Signore, ricevi, Signore, questo culto di adorazione a Te, Padre. Ricevi questo culto dove noi ricordiamo, Signore, il Tuo sacrificio, Signore. Signore, ricevi questo culto, Signore, che è del nostro cuore, Signore, verso di Te, Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Amém, amém e amém. Tu puoi applaudire il nome del Signore? Alleluia. Adoriamo insieme. Adoriamo insieme, alleluia. Gesù è morto sulla croce per me.
nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Io voglio stare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Posso credere, per chi egli vive, speranza ho, per chi egli vive. Posso credere, per chi egli vive, speranza ho, per chi egli vive. Posso credere, per chi egli vive, speranza ho, per chi egli vive. Posso credere, per chi egli vive, speranza ho. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Oh, oh, oh. Sulla chiesa. Oh, oh. Più forte. Oh, oh, oh. Dichiareremo più forte, perché Egli vive. Per chi egli vive. Posso? Ma dichiariamo questo, Gesù. Speranza per chi egli vive. Posso? Per chi egli vive, speranza. Più forte! Per chi egli vive, posso credere. Per chi egli vive, speranza ho. Per chi egli
voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vali più di 1000. Alleluia, tu puoi applaudire Gesù. Noi ti celebriamo, Signore, noi ti adoriamo, noi ti ringraziamo, Signore. Stare un giorno alla tua presenza vale più di 1000 giorni là fuori. Stare un giorno qua, Signore, grazie per questa opportunità, Signore, di stare alla tua presenza. Santo Espírito, Santo Espírito. Irmão Anderson, consegue colocar o teclado no meu ouvido, por favor? Amém. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito. Aleluia. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Non disperdere la tua attenzione, non disperdere ciò che tu sei venuto a fare questa sera, non distrarti, non distrarre la tua attenzione in questo momento, non distrarre la tua attenzione. Signore, noi ti adoriamo, noi ti ringraziamo, Signore. Noi sappiamo che tu sei presente in questo luogo, noi sappiamo, Signore, che la tua presenza è qui. Noi dichiariamo, Signore, che il Signore ha un nome invincibile, Signore, al di sopra di ogni cosa, iniguagliabile, Signore, che non si può comparare a nessun'altra cosa, Signore. Niente, Signore, Signore, può superare, Signore. Nessuno, Signore, può essere simile al tuo nome, Padre. Spirito Santo, in nome di Gesù, Signore. All'inizio eri la parola, uno con Dio altissimo. Tu puoi dichiarare il mistero della sua gloria, il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. Cominciamo dall'inizio. All'inizio era la parola, all'inizio eri la parola, uno con Dio si è rivelato, si è su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, i nomi. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Alleluia. Lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi. Amore più grande non c'è, amore più grande del mio peccato, niente può dividerci. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, Signore. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù,
nome bellissimo, il nome di Gesù. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasi vivo sei invincibile, ininguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria.
Chi nomi potenti è, nulla è pari a te. Ma chi nomi potenti è, nomi di Gesù. Il nome di Gesù è un nome potente. È un nome potente. Finché stavamo lodando mi è venuta in mente quella storia che ci racconta la Bibbia, in cui Gesù sta camminando su una strada e a un certo punto un uomo cieco, sapendo che Gesù sta passando da lì, grida a alta voce: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide. Quell'uomo non ha soltanto chiesto un miracolo nella sua vita, quell'uomo ha chiesto un miracolo nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù quell'uomo è stato curato. Nel nome di Gesù quell'uomo è stato curato. Io non so qual è la richiesta che tu hai questa sera per la tua vita, ma questa richiesta può essere esaudita se è fatta nel nome di Gesù, perché in questo nome c'è potenza, perché in questo nome c'è guarigione, perché in questo nome c'è sollievo, in questo nome c'è consolazione, in questo nome c'è la risurrezione. Nel nome di Gesù, che noi possiamo imparare a chiedere così, perché la gloria è sua, perché l'onore è per Lui. Anche se la cura è per te, l'onore è per Lui. Anche se il sollievo è per te, la gloria è per Lui. Anche se la risurrezione è per la tua vita o per la tua vita spirituale, la gloria è per Lui. È nel nome di Gesù. E è in questo nome che questa sera sentiamo questa unzione in questo luogo. È un'unzione di gioia, è un'unzione di allegria, è un'unzione di consolazione per i nostri cuori, è un'unzione di rinnovamento per le nostre vite. E sta avvenendo nel nome di Gesù. È a Lui che oggi rendiamo ogni onore e ogni gloria. Amen. 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 Allora possiamo dire gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Perché questa sera tu riceverai qualcosa nella tua vita e a Lui andrà la gloria per quello che riceverai. Perché questa sera tu riceverai una parola per la tua vita e a Lui andrà la gloria per quello che riceverai. Perché questa sera riceverai una preghiera per la tua vita e a Lui andrà la gloria per quello che riceverai. Perché se la tua vita e quella della tua casa cominceranno a cambiare, è nel suo nome, per la sua gloria, per il suo onore. Possiamo fare un applauso al nostro Gesù, perché Lui è già qua e già sta spargendo l'unzione di Dio nei nostri cuori e sulle nostre case. Amen. Noi siamo uomini, noi siamo mortali. Oltre che noi siamo peccatori, ogni giorno sbagliamo nella nostra vita, ma in Lui noi possiamo ogni cosa. Nel suo nome noi possiamo ogni cosa. Credi questo e vivi il tuo miracolo ogni giorno e vivi la presenza di Dio ogni giorno. Amen. Io ti chiedo di sederti qualche minuto, diamo qualche avviso per le prossime settimane. Prima di tornare ad adorare il Signore, allora partiamo dal primo avviso, penso in ordine cronologico. Sabato 20 maggio
quindi non la prossima settimana, quella dopo ancora, avremo qua in chiesa come ospite il pastore Paolo Pereira. È un pastore che viene dalla Svizzera, è un pastore che lui non sta più lavorando come pastore, diciamo è un pastore in pensione, ma nella sua carriera, diciamo, nel suo curriculum come pastore è riuscito a fondare, a portare avanti una chiesa che oggi è una chiesa veramente evoluta qua in Europa. Oggi come pensione, invece di stare a casa in ciabatte sul divano, ha deciso di andare in giro per l'Europa a portare questo suo amore per le anime e un aiuto a tante chiese, a diversi lavori nel sud dell'Italia, lavori in Portogallo che sta aiutando a portare avanti, e attraverso la vita di un nostro caro amico, il pastore Emerson, che è una chiesa in Portogallo, siamo venuti a conoscenza di questo pastore con il quale abbiamo parlato diverse volte e sarà qua con noi il 20 maggio. Sabato 20 maggio lui predicherà, porterà qua una parola, la sua parola è la testimonianza della sua vita, è una testimonianza che è molto forte e lui stesso mi ha detto: guarda, attraverso questa testimonianza tante persone hanno conosciuto Gesù o tante persone sono ritornate a Gesù, e la sua richiesta per noi non sono stati soldi, non sono stati che gli pagassimo il biglietto aereo o qualsiasi altra cosa, si è comprato tutto da solo. Un giorno mi ha detto: guarda, ho preso il biglietto, ho preso l'hotel, sono lì quel giorno lì, non ha voluto niente, l'unica richiesta che ha avuto è: di ai fratelli e alle sorelle della Chiesa, che spero che lo facciate vostro, venite sabato 20 maggio e portate insieme a voi qualcuno che ha bisogno di Gesù nella sua vita, per sentire questa parola, questa testimonianza e chi lo sa, per avere un incontro vero con lo Spirito Santo di Dio, che possa cambiare il suo cuore e la sua vita. Amen. Il giorno seguente, sempre il pastore Paolo invece sarà con noi per un incontro con gli operai. Domenica alle ore 9, tutti gli operai della Chiesa, io voglio invitarli di cuore a venire a partecipare a questo incontro. Parleremo di visione della Chiesa. Come ho detto, questo pastore è un pastore che aiuta tanto le Chiese nelle loro missioni, nelle loro visioni, e per questo è un invito non per tutta la Chiesa, ma solo per gli operai della Chiesa. Ma tutti gli operai della Chiesa sono invitati domenica 21 maggio alle ore 9 a venire qua. Faremo una colazione insieme, parleremo con questo pastore, lui ci porterà un messaggio fresco per le nostre vite e ci guiderà verso quella che è la visione che Dio ha già messo nei nostri cuori e che dopo che abbiamo conosciuto Lui ha veramente confermato tutto quello che già stava parlando da più di un anno nel mio cuore e in quello dell'Andrea. Oltre a questo, successivamente verso il 28 maggio, esattamente verso fine maggio, alle ore 3 ci sarà lo studio biblico dei giovani, sarà a casa di Sonia, giusto? Leader dei giovani, quindi tutti i giovani sono invitati il 28 maggio alle ore 15 allo studio biblico induttivo a casa di Sonia. Ho un ultimo avviso, non c'è il banner. Questo mercoledì, cioè della prossima settimana, alle ore 20:30 per tutti gli operai della Chiesa faremo una riunione su Zoom, ok? Quindi mercoledì alle 20:30 su Zoom, scriverò comunque per ricordare un messaggio sul gruppo degli operai, ma come sempre la presenza di tutti è molto importante. Mercoledì alle 20:30 su Zoom. Penso che abbiamo finito, io ti invito ad alzarti in piedi nuovamente, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che oggi hai portato la tua decima, la tua offerta, sei benvenuto a portarla alla casa del Signore. C'è là dietro, penso, la missionaria Katia con il post, se vuoi oggi fare la tua offerta in questo modo. Non è per chiederti più soldi, è per una comodità. Tu che oggi senti in cuore di portare un'offerta, non sei riuscito a passare a prelevare, non hai 2 euro, non hai 5 euro, là dietro c'è questa possibilità, la missionaria Katia ti aiuterà a dare l'offerta in questo modo. Amen. Preghiamo insieme perché Dio possa fare sì che ogni offerta, ogni centesimo che entra in questa casa possa essere usato per il meglio, per la sua opera.
Preghiamo perché Dio possa donare pace ad ogni nostra casa, che la sua presenza possa portare gioia a ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti prego, Signore, per le nostre decime, per le nostre offerte, per quello, Signore, che tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare alla tua casa, Signore. Dio, io ti chiedo di benedirle, Signore, che possano essere una vera adorazione che noi questa sera portiamo a te, dicendo che tu sei sovrano su tutto, anche sull'oro e sull'argento delle nostre case. Ti chiedo, Signore, di benedire ogni casa che oggi qua è rappresentata da uno o da più membri, Signore. Ti chiedo, Signore, di portare la tua gioia, la tua pace, di portare serenità, di portare amore, unione, Signore. Benedici ogni casa come tu vuoi, come tu sai. Tu conosci le nostre necessità e io ti chiedo che la tua volontà sia fatta su ognuno di noi. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Guardavo il cielo, i soli del mattino, sei spento. Una grande battaglia fatta contro la morte, i poteri dell'inferno sconfitto. La terra tremata, sepulcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. A morte dove sei, il re resuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. La terra trema, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per Dichiaro, sempre. oh morte, dove sei? A morte Il dove mio re sei, risuscitò! il re Ha vinto! Ha resuscitò, vinto! ha Ha vinto! vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, Risuscitò! risuscitò,
sempre Lui ha vinto, risuscitou. Nella tribulazione il nemico vuole vincere contro di noi. Nella tribulazione il nemico vuole disanimarci, il nemico vuole farci indebolire. Quando il nemico, noi ci sentiamo chiusi in un posto, in un luogo, a volte il nemico dichiara che ha vinto contro la nostra vita. Ma io immagino Paolo e Sila in quella prigione, non so che cosa tu immagini che loro cantavano, ma io immagino che loro cantavano proprio questo: cantiamo alleluia perché lui ha vinto. Io credo che lui dichiaravano che anche se loro erano chiusi in una prigione, Gesù aveva vinto per loro e loro non erano perdenti, il nemico non aveva vinto contro di loro, anche se loro stavano passando per tribolazioni, per difficoltà. E questa sera io voglio dirti, se tu stai passando per difficoltà, se tu stai passando per provazioni, il nemico dice che ha vinto contro di te, tu dichiari a lui: io so che il mio Redentore vive e io so che lui battaglia per me, io non sono perdente, Gesù Cristo ha vinto per me, Gesù Cristo ha vinto per me. Il nemico molte delle volte cerca di inclausularci, il nemico cerca di metterci catene mentali, ma io vorrei che tu ci liberassi in questo momento. Io vorrei che cominciassi a cantare e mentre tu canti le catene cadranno per terra. Io vorrei che tu cominciassi a cantare in questo momento e le prigioni si apriranno. Io vorrei che tu dichiarassi: alleluia, alleluia, io so che Gesù ha vinto per me. Non importa ciò che il nemico dice, Gesù ha vinto per me. Non importa quello che gli altri dicono, Gesù ha vinto per me. Non importa dove sono, Gesù ha vinto per me. Abbia questa convinzione questa sera. Abbia questa convinzione questa sera. Il nemico non ha vinto contro la tua vita. Il nemico non puoi metterti catene, perché Gesù ha vinto per te. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. E puoi essere tua voce di dichiarare: cantiamo alleluia, cantiamo. Io dichiaro libertà in questo momento, Signore, da ogni prigione che Satana, Signore, ha cercato di mettere, Signore, in nome di Gesù, Padre. Libertà, Signore, libertà sui cattivi, Signore, libertà, Signore, sono quelli che si sentono incatenati questa sera, Padre. Noi dichiariamo che tu hai vinto per noi, Signore, e nel tuo nome, Signore, è nel tuo nome che noi cantiamo, che noi ti adoriamo, Signore, che noi esaltiamo il tuo nome, Signore. Non importa quello che diranno, non importa il decreto che il nemico ha messo sulla nostra vita, non importa il decreto che il nemico ha messo sulla nostra casa, non importa il decreto che il nemico ha messo sulla nostra famiglia, cadrà per terra nel nome di Gesù. Non importa, Signore, quelli che dicono là fuori, cadrà per terra nel nome di Gesù. Noi dichiariamo vittoria, Padre, perché tu hai già vinto per noi. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò. Il Signore oggi ti dice: basta di andare incurvati, posizionati na presenza del Signore, perché tu sei figlio del Re. Basta di andare con la testa in giù, basta di andare triste, basta di andare dicendo e lamentando. Basta, il Signore dice: tu hai vinto, io ho vinto per te. Basta, basta. È un tempo di rialzarci, è un tempo di posizionarci alla presenza e credere
e credere in ciò che Lui ha fatto. Se Lui ha vinto per noi, allora perché noi ci sentiamo indeboliti? Se Lui ha vinto per noi, perché non ci sentiamo giù? Gesù ha già vinto per noi. Gesù ci ha salvati, Gesù ci ha liberati. Alzati e posizionati. Alzati e posizionati alla tua presença. Eu não so com que Deus está falando com essa sera, mas eu so che Dio sta parlando con qualcuno e sta dicendo a te: alzati e basta di andare con la testa in giù. Basta di andare con la testa in giù. Basta di andare con la testa in giù, perché Gesù ha vinto per te. E Gesù non ti ha fatto per andare incurvato, Gesù ha fatto per andare posizionato alla sua presenza. Tu puoi applaudire in nome del Signore Gesù questa sera. Alleluia. Amen. Vi chiedo di sedervi. Potete aprire le vostre Bibbie in Giovanni al capitolo 10. Amen. Benvenuti a tutti allora al nostro culto di Santa Cena. Prima di passare al momento della parola volevo presentare i nostri visitanti di oggi. C'è con noi il signor Honi Vau, giusto?
permesso di essere vivi oggi. E quindi è normale, noi sentiamo una parola e magari dopo un po' di tempo ce la dimentichiamo, ma credo lo stesso che se noi ci appuntassimo quella parola che sentiamo, quelle cose che hanno toccato i nostri cuori, che in qualche modo hanno fatto la differenza per la nostra vita, quando noi torneremo su quella parola diremo: caspita, ecco quella parola che mi ha cambiato quel giorno, forse mi servirà anche domani. Quindi riprendiamo questo buon costume di portare con noi la nostra Bibbia in chiesa. Amen. Giovanni, capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 15, dice così: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, e se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la vita per le mie pecore. Amen. Facciamo una preghiera. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, questa sera di fare la tua volontà, Signore, in mezzo a noi, di gettare, Signore, ogni buon seme che tu vuoi lanciare nelle nostre vite, Signore. E ti prego che le nostre vite siano vite disposte per dare frutto, Signore, questa sera. Signore, noi siamo i tuoi tralci, Signore, e tu sei la nostra vita. Che queste parole ci facciano dimorare in te, Signore, affinché noi possiamo portare molto frutto. Io ti chiedo, Signore, di purificarmi, Signore, di santificarmi in questo momento per essere degno di portare la tua parola, perché ciò che noi desideriamo, la nostra necessità questa sera non è un messaggio da parte di uomo, ma un messaggio da parte di Dio, che possa veramente cambiare le nostre vite, le nostre case, il nostro intendimento e i nostri cuori. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questo brano che abbiamo letto fa parte della serie che abbiamo iniziato, che è una serie, come avevamo detto, di 4 settimane, nelle quali stiamo scoprendo gli io sono di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni Gesù per 7 volte si presenta a noi dicendo io sono. Abbiamo scoperto nella prima settimana di quando Gesù ha detto io sono il pane di vita eterna, io sono il pane disceso dal cielo. La settimana scorsa abbiamo parlato di io sono la luce del mondo e io sono la vera vita. In questa settimana noi vediamo altri 2 io sono, li troviamo tutti all'interno dello stesso testo, quello che abbiamo appena letto. Se avete prestato attenzione, abbiamo sentito Gesù dire io sono la porta delle pecore, io sono la porta dell'ovile. E dopo successivamente Gesù dice io sono il buon pastore. Questo brano è un brano che si collega tantissimo ad altri 2 brani della Bibbia che adesso andremo a leggere.
Vi ho detto che avremmo fatto il nostro devozionale questa sera, ho detto che leggeremo i nostri versetti. Si ricollega tantissimo a 2 brani della Bibbia. Il primo brano si trova nel libro dei Salmi, è il Salmo 23. Penso sia un salmo conosciuto da tutti, probabilmente è un salmo che è attaccato anche sui frigoriferi di qualcuno. In Brasile ci sono tante calamite con il Salmo 23 attaccati sui frigoriferi delle persone. In Italia purtroppo si vede un po' di meno questa moda, ma è un salmo che è conosciuto da tutti, è il Salmo del Buon Pastore. E l'altro testo invece si trova nel libro di Ezechiele. Adesso andremo a leggerci per riuscire a comprendere meglio questi 2 io sono di Gesù. Il Salmo 23 dice così. Mi piacciono tanti salmi perché in tutta la Bibbia, in tutti i 65 libri della Bibbia, Dio parla all'uomo. Ma nel 66esimo libro, cioè i Salmi, è l'unico libro in cui non è Dio che parla all'uomo, ma è l'uomo che parla a Dio. E in questo caso è Davide. Dice così: il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici e cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Il testo di Ezechiele è un po' diverso da quello che abbiamo letto adesso. Questo è proprio un salmo di amore, di confidenza verso Dio, il nostro buon pastore. Il libro che leggeremo in Ezechiele, il capitolo che leggeremo in Ezechiele, il capitolo 34, salterò alcuni versetti giusto per farci capire il contesto di quello che voglio lasciarvi. Dice così: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di a quei pastori: così parla il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciata quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Versetto 11. Infatti così dice il Signore Dio: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore Dio. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, tra montoni e capri. Amen. Amen. Dopo aver compreso questi 2 testi, aver letto questi 2 testi, avete visto sono testi molto differenti. Uno è il testo del buon pastore, tutti quanti noi lo conosciamo. L'altro testo invece, quello di Ezechiele, è una profezia che Dio dà a Ezechiele da portare ai pastori di Israele all'epoca. I pastori di Israele all'epoca non si intende i pastori che portavano in giro le pecore, si intende ai capi religiosi, ok, i sacerdoti dell'epoca. E questa parola è una parola molto forte. Non avete preso cura delle pecore, non avete fasciato le ferite, non avete cercate, non avete preso cura delle deboli. E così Dio nel versetto 11 dice: adesso io sarò il pastore di questo gregge. Infine dà anche però un avvertimento alle pecore, se avete sentito, dicendo: e adesso pecore mie io giudicherò tra pecore e pecore, tra montoni e capri.
attraverso questi testi adesso cercheremo di comprendere meglio quei 15 versetti che abbiamo letto all'inizio. Il testo che abbiamo letto di Giovanni 10 cominciava dicendo così: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro o un brigante. Dobbiamo comprendere prima di tutto a chi si sta riferendo Gesù in questo testo, con chi Gesù sta parlando, a chi parla di queste due similitudini, a queste due figure della porta delle pecore e del buon pastore. Gesù sta parlando dei farisei. Se noi andiamo a leggere il capitolo 9, proprio pochissimi versetti prima, vediamo che Gesù ha appena curato un uomo cieco dalla nascita e i farisei gli si fanno contro. Allora Gesù dice delle parole: io sono venuto qua per dare un giudizio e per fare vedere coloro che non vedevano e per rendere ciechi coloro che vedevano. E i farisei gli rispondono: saremo forse noi ciechi? E Gesù gli risponde: se foste ciechi non avreste nessun peccato, ma visto che vedete, il peccato rimane. E a questo punto Gesù comincia dicendo: in verità vi dico che chi non entra nell'ovile per la porta delle pecore è un ladro, un brigante. La domanda che voglio farvi questa sera è: chi è il tuo pastore? Chi è il tuo pastore? I farisei erano i capi religiosi di quell'epoca. I farisei erano i pastori di quell'epoca. E Gesù, attraverso questa similitudine, sta dando un giudizio contro i pastori, perché sta dicendo: io sono la porta delle pecore, voi non siete passati da me, voi siete passati dalla finestra e avete condotto il gregge in perdizione. E allora la domanda che io voglio fare a te questa sera è: chi è il tuo pastore? Stai seguendo quella persona o quella cosa che è entrata nell'ovile dalla porta, o stai seguendo quella persona che è entrata nell'ovile dalla finestra? Chi è il tuo pastore questa sera? Chi è il pastore che sta guidando la tua vita? Chi è il pastore che ti sta dando da mangiare? Chi è? Io conosco persone molto vicine a me, i cui loro pastori sono i leader politici del nostro paese. Questi sono i pastori di queste persone, perché qualsiasi cosa loro dicono è Bibbia. Se il leader politico dice bisogna fare così, bisogna fare così. Se dice questo è giusto e questo è sbagliato, questo è giusto e questo è sbagliato. Questi sono i pastori di queste persone. Ultimamente anche in Brasile c'è stata una bella confusione politica. Anche chi non aveva seguito la politica fino a quest'ultimo anno in Brasile ha cominciato a seguire la politica. Ma questi politici sono i vostri pastori? Sono loro che determinano la guida per la tua vita? Ci sono persone che sì, i politici sono i loro pastori. Il tuo pastore chi è? Il tuo pastore è... Stavo parlando con mia moglie qualche giorno fa di una persona che andava a vedere una partita di calcio e io gli ho detto: questa persona va a vedere una determinata partita. E mia moglie dice: ma come va a vedere questa partita qua? Questa persona non ha neanche i soldi per mantenere i figli, per dare gli alimenti ai figli e va a vedere una partita di calcio. Il pastore di questa persona è una squadra di calcio, è la squadra per la quale lui dà tutto. Questo è il pastore di questa persona. Chi è il pastore della tua vita? I soldi sono il pastore della tua vita. Per tante persone i soldi sono il pastore della vita. Chi è il pastore nella tua vita? Pensate che all'interno della Bibbia Gesù
Dio non si è mai comparato a nessun altro Dio. Nella Bibbia vediamo tantissime divinità che venivano venerate da popoli e Dio non si è mai comparato a nessuno di loro. Dio è sempre stato superiore, non c'è nessun Dio come Dio. No, vi ricordate la storia di Elia che quasi prende in giro i profeti di Baal? Vediamo se il vostro Dio riuscirà a bruciare quest'altare. I profeti di Baal pregano e non succede niente. Elia ricopre d'acqua quell'altare, dopo che l'ha ricoperto d'acqua prega e Dio fa prendere fuoco a tutto. Non c'era paragone tra Dio e le altre divinità, gli altri idoli venerati all'interno della Bibbia. Ma c'è un Dio, uno solo, a cui Gesù si paragona. E si paragona perché questo Dio ha il potere di entrare nel nostro cuore, quasi come il nostro Dio. E questo Dio è Mammona. Mammona all'interno della Bibbia è la divinità che rappresenta il denaro, che rappresenta i soldi. E Gesù dice: non potete servire Dio e Mammona. Gesù mette Dio e Mammona sullo stesso piano, non perché i soldi hanno il potere che Dio ha, ma perché i soldi riescono ad entrare nei nostri cuori tanto quanto Dio. E quindi io ti chiedo oggi, il tuo pastore chi è? Sono i soldi? Chi è che guida la tua vita? Chi è che ti dà le mete? Chi è che ti dà la forza di vivere? Che ti dà la pastura, che ti dà il buon pascolo? Chi è il pastore oggi nella tua vita? I tuoi pastori sono leader spirituali, come me, come Andrea, come i nostri leader, come leader di altre chiese, come pastori che magari ascoltiamo su YouTube. Oggi la signora Graziella è qua perché ci ha conosciuto attraverso i social, attraverso YouTube. I tuoi pastori, il tuo pastore, il tuo buon pastore sono questi leader spirituali che oggi vediamo. Attenzione a questi leader spirituali, perché non sono Dio. Abbiamo conosciuto leader spirituali di tantissimo tipo. Abbiamo conosciuto leader spirituali che dicevano di volere unire chiese, quando poi abbiamo scoperto volerle dividere. Abbiamo conosciuto leader spirituali attaccati al denaro più che alle anime. Una delle ultime volte che sono andato in Brasile, avevo ricevuto una profezia che sarei andato in Brasile, penso prima del Covid. Sarei andato in Brasile e avrei predicato in una chiesa che mai mi sarei immaginato di predicare. Gloria a Dio. Sono andato in Brasile dopo un po' di tempo, inaspettatamente, non era un viaggio previsto. E ho predicato effettivamente in una chiesa che non mi sarei aspettato di predicare, una chiesa veramente grande, sapete, quella a 2 piani, proprio qualcosa di fantastico. Andrea traduceva, ogni tanto correggeva. E quando sono ritornato, bellissimo viaggio e tutto, questo profeta, questo leader spirituale era ancora qua. Lui non viveva qua, però era qua di passaggio. E allora io tutto gioioso sono andato da lui, gli ho detto: sai, quella profezia, non so se ti ricordi che mi hai dato qualche mese fa, che sarei andato in Brasile, avrei predicato in una chiesa che non mi sarei mai aspettato. È successo tutto, incredibile, si è compiuta perfettamente al 100%. Sapete cosa mi ha risposto lui? E l'offerta è stata buona, eh? Attenzione ai leader spirituali che noi prendiamo come pastori. Attenzione, perché uno è il buon pastore. Uno è il buon pastore. Per quanto io, l'Andrei, i nostri leader, io credo e spero tutti i pastori qua si impegnano a vivere una vita spirituale di santità, mettendo le anime al primo posto e dopo tutto il resto. Attenzione, perché ci sono lupi in mezzo a noi. Ci sono lupi in mezzo a noi. È la Bibbia che lo dice, non sono io che lo dico. Perché tutti coloro che entrano nell'ovile dalla finestra sono ladri o briganti. Quelli che entrano dalla finestra chiamano le pecore, non è che non le chiamano.
E forse le pecore possono pensare, oh, questo è il buon pastore, ma non è. Quello è un pastore che pensa a pascere se stesso, come c'è scritto in Ezechiele. Il buon pastore fa dell'altro. Che cosa fa il buon pastore? Riprendendo il testo di Ezechiele, possiamo dire che cosa fa il buon pastore. C'era scritto lì: il buon pastore rafforza le pecore deboli. Il buon pastore rafforza le pecore deboli. Quando tu hai cominciato a venire in chiesa, ti ricordi magari le prime volte che venivi? In quel momento tu eri una pecora debole. In quel momento tu eri una pecora che eri a un piede in chiesa, un piede nel mondo. Ma in quel momento il buon pastore, che è Dio, ha fatto qualcosa nella tua vita per rafforzare la tua fede. Se oggi sei qua, il buon pastore ha fatto qualcosa nella tua vita per rinforzarti. Forse è stata una profezia, forse è stato un miracolo, forse è stata una guarigione, forse è stata una persona che Dio ha messo al tuo fianco per guidarti sui suoi cammini. Ma in qualche modo il buon pastore ha agito. Vuoi trovare un buon leader spirituale? Vuoi trovare un buon pastore? Trova un pastore che prende cura delle pecore deboli. Trova un pastore che rialza le pecore deboli. Trova un pastore che le porta sul cammino giusto. Dio è il nostro esempio. Dio è il nostro esempio. Un'altra cosa che fa un buon pastore, che abbiamo letto qua in Ezechiele, è guarire le pecore malate. Ci sono tante pecore che sono malate, ci sono tanti credenti che sono malati. Che cosa vuol dire che sono malati? Vuol dire che hanno in sé qualcosa che come un batterio, come un virus sta cercando di farla morire. Questa è la malattia. Forse è una filosofia che viene dal mondo, forse è una credenza che viene dal mondo, forse è qualcosa che viene da fuori, che non è di Dio e che si sta insinuando dentro di te, dentro la persona, per farla morire spiritualmente. Il buon pastore guida queste pecore e cura queste pecore. Qualcos'altro che fa il buon pastore che abbiamo letto è che fascia le ferite. Ci sono tante pecore che sono state ferite. È vero? Tanti di noi siamo stati spiritualmente feriti. O feriti da persone, o feriti dalla stessa parola di Dio, da qualche correzione che Dio ci ha dato nella nostra vita. Feriti magari dagli stessi pastori della Chiesa, da leader della Chiesa. Un po' di tempo fa, parlando con un fratello, gli ho detto: non confondere il cristianesimo con i cristiani. Il cristianesimo è perfetto, i cristiani non sono perfetti. Ma il buon pastore è quello che va da questa persona e comincia a guarire le sue ferite. E Dio è questo che fa nella tua vita. Dio è questo che fa nella tua vita. Altre cose che fa il buon pastore che abbiamo letto: riconduce la pecora smarrita. In che modo la riconduce? Molto spesso attraverso la correzione. Dio è un Dio che corregge. Dio è un Dio di amore, sì, ma Dio è un Dio di giustizia. Dio è un Dio che corregge. E in che modo si può ricondurre la pecora smarrita? Attraverso la correzione. E Dio, il buon pastore, è un pastore che va a cercare la pecora che è perduta. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma uno estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Noi come pecore riconosciamo la voce del nostro pastore. Noi come pecore conosciamo chi è il nostro pastore. C'è una storia, avevo raccontato qualche anno fa, non so se magari di voi alcuni già la conoscono.
è la storia di una trasmissione radiofonica nella quale volevano mandare in onda il Salmo 23, proprio il Salmo che abbiamo letto prima, e volevano leggerlo, mandarlo in onda, insomma, su questa radio. E allora che cosa fanno? Chiamano un po' di persone per fare i provini, per leggere il Salmo 23, no? E arrivano a questo provino tantissime persone, arrivano attori, arrivano doppiatori, persone che hanno una buona dizione, che hanno studiato, diverse persone così. E tutti quanti fanno il loro provino, tutti quanti provano a leggere il Salmo 23. A un certo punto arriva all'audizione un signore un po' anziano, va a fare il provino e non era molto bravo a leggere. Però finché leggeva, i giudici che erano lì vedevano che si stava commuovendo, che piangeva. E vabbè, insomma, finisce il suo provino. Alla fine di tutto, questi giudici scelgono proprio lui per leggere il Salmo 23 in radio, nonostante non fosse molto bravo a leggere. E alla fine di questo, quando lui ha letto in radio il Salmo 23, sono arrivati dei giornalisti, qualcuno a chiedere alle persone della radio: perché avete scelto proprio lui? Potevate scegliere tutti quegli altri attori, tutte quelle persone brave. E quelli della radio gli hanno risposto: è vero, potevamo scegliere quelle persone brave, perché tutte loro hanno dimostrato di conoscere molto bene il Salmo del Buon Pastore, ma questo Signore è stato l'unico che ha dimostrato di conoscere il Buon Pastore del Salmo. Le pecore riconoscono il Buon Pastore. E quindi se tu senti la voce del tuo pastore, tu puoi sapere chi è il tuo pastore. Tu sai se è Dio che sta parlando o se è qualcun altro. Le pecore riconoscono chi è il loro pastore. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Quanti vogliono avere vita in abbondanza? Amen. Che cosa vuol dire avere vita in abbondanza? Amen. Come fa il Salmo del Buon Pastore? Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Amen. Quanti in questa chiesa mancano di salute? Quanti in questa chiesa mancano di soldi? A tutti noi. Quanti in questa chiesa mancano di pazienza? Ho sentito dire. Quanti in questa chiesa mancano di velocità? Che cosa vuol dire allora questa parola? Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Se dopo vediamo tra di noi ammalati, se vediamo tra di noi persone che non vivono nel lusso, se vediamo tra di noi persone che hanno crisi di nervi ogni tanto, persone ansiose, che cosa significa questa parola? Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. E che cosa significa che Gesù qua dice: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Se poi non è una vita in abbondanza, forse è quella che oggi possiamo pensare di avere qua, no? Quando Gesù si riferisce a questo, io non credo che si stia riferendo a quello che noi stiamo vivendo qua. Quando Gesù dice io sono la porta delle pecore, chi entra per me avrà la
salvezza, tu non avrai la salvezza qua. Nel velo, Gesù. Gesù è il taglio all'interno della tenda. E quando noi passiamo per il taglio, quando noi passiamo per questa porta, dov'è che noi siamo condotti? All'interno del luogo santissimo, all'interno della presenza di Dio. E allora quando Gesù ci sta dicendo, quando uscirete da me, passerete per me, andrete in un buon pascolo, Gesù ci sta dicendo, voi andrete alla presenza di Dio. E questa vita in abbondanza che Gesù ci sta promettendo è la vita in abbondanza che noi possiamo avere quando noi siamo alla presenza di Dio. E quando Gesù ci dice, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ciò che nulla mi può mancare quando io sono alla presenza di Dio. Perché quando tu sei alla presenza di Dio, tu non hai più necessità di nient'altro. Tu non hai necessità di nient'altro. C'è una canzone brasiliana molto bella che dice: chi è già stato nel santo dei santi fuori di lì non può vivere. Chi è già stato alla presenza di Dio non può vivere fuori di lì. Chi è già stato alla presenza di Dio non può stare al di fuori, perché all'interno della presenza di Dio tu non senti la necessità di nulla. Non c'è niente che ti manca quando il Signore è il tuo pastore. Quando tu passi per la porta delle pecore, che è quel taglio nel velo del Tempio, che è Gesù nella tua vita, quando tu lo attraversi e entri nella presenza di Dio, lì vivi la vita in abbondanza. Lì vivi la vita in abbondanza. È una vita molto migliore di quella che possono darti milioni di euro. È una vita molto migliore di quella che può darti una salute impeccabile, perché ciò che si vive alla presenza di Dio è qualcosa di incomparabile. Davide un giorno disse: io preferisco stare un giorno alla presenza di Dio che 1000 giorni altrove. Ciò che noi viviamo alla presenza di Dio è la cosa più abbondante che noi potremo vivere nella nostra vita. Sto già finendo, se il gruppo di lode può risalire. Possiamo alzarci in piedi così concludiamo questo momento. La parte finale del testo che abbiamo letto di Giovanni 10 dice così: io sono il buon pastore e il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e le abbandona, perché il mercenario non si cura delle pecore. Ma io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la vita per le mie pecore. E questo è veramente quello che Gesù ha fatto.
Gesù non ha semplicemente lasciato una frase e basta. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù come buon pastore ha dato la vita per le sue pecore. E oggi noi siamo qua a celebrare questo attraverso la Santa Cena. Gesù ha dato la vita per le sue pecore. Perché noi siamo stati presi dal lupo. Noi eravamo lì che stavamo pascolando, il lupo è arrivato e ci ha portati via. Tutti quanti. Neanche uno di noi si è salvato. Però dopo che ci ha portati via, il nostro buon pastore ha inseguito il lupo come nei migliori film d'azione. E quando ha trovato il lupo, ha combattuto col lupo e è riuscito a liberarci. È riuscito a liberarci. Ma nel combattimento lui è morto. Ha dato la vita per noi. Ma quello che noi possiamo celebrare è che il terzo giorno lui è risorto e che dopo di questo è salito al cielo e che oggi siede alla destra di Dio. E per questo oggi noi non siamo solo qua a ricordare quel giorno, ma siamo qua a festeggiare quel giorno, perché c'è da festeggiare. Gesù è risorto, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E ogni volta che noi ci troviamo in 2 o 3, Lui si fa presente in mezzo a noi. E sta soltanto aspettando il momento giusto per tornare qua, per prenderci e per portarci con Lui. E per questo io voglio chiederti di dire un bel grazie a Gesù in questo momento, per quello che Lui ha fatto per te. Quando tu eri morto, quando non c'era più scampo per la tua vita, Lui è venuto a prenderti. Ha perso la sua vita per salvare la tua. Ma oggi noi siamo qua a festeggiare che Lui è risorto e che Lui è qua, presente, vivo in mezzo a noi. E noi ce ne accorgiamo ogni volta che siamo feriti e che ci fascia, che siamo malati e che ci cura, che siamo smarriti e che ci viene a prendere. In ognuno di questi momenti noi vediamo il buon pastore nella nostra vita. Che ognuno di noi possa passare per il velo del Tempio ogni giorno per vivere l'abbondanza della presenza di Dio nella sua vita. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, per la tua Chiesa questa sera, Dio. Signore, vieni a portare un'ondata, Signore, di freschezza nei nostri cuori, Signore, come buon pastore che sei di noi, Signore. Vieni, Signore, a cucire ogni ferita, vieni a curare ogni malattia. Vieni, Signore, a rialzare le pecore deboli, Signore. Vieni, Signore, a andare a prendere le pecore che sono lontane dal gregge. Signore, porta da te le smarrite, perché questo è ciò che tu fai nelle nostre vite. Guidaci, Signore, attraverso quel velo nel Tempio che ci porta alla tua presenza. Nel nome di Gesù, Signore, io ti chiedo di fare questo nella vita di molti questa sera, che tu possa presentarti come buon pastore e che ognuno possa venire a conoscere quel buon pastore del Salmo 23, un pastore che ci guida verso verdi pascoli, un pastore che ci guida verso acque tranquille, che ci fa camminare su sentieri di giustizia, che anche quando siamo vicino alla morte, il suo bastone e la sua verga ci proteggono, che sempre ci proteggerà, che beni e bontà non farà mancare nella nostra vita e che ci fa vivere alla sua presenza per lunghi giorni. Amen. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi.
Ci prepariamo per celebrare la Santa Cena del Signore. Oggi leggerò il testo che si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11. Che dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. Sapete, se noi andiamo a vedere, a leggere i versetti prima e i versetti dopo di questo testo, capiamo perché Paolo ha citato la Santa Cena. Perché Paolo stava parlando di divisioni all'interno della Chiesa e diceva: quando noi prendiamo la Santa Cena, noi siamo uno in Cristo, perché noi mangiamo dello stesso pane che è il corpo di Cristo e beviamo dallo stesso calice che è il sangue di Cristo. Prendiamo oggi questo pane e questo succo ricordando per prima cosa la morte del Signore, ricordando per prima cosa quando il buon pastore ci ha raggiunto finché eravamo tra le zanne del lupo, ci ha liberato e è morto per noi. Poi ricordiamo la sua resurrezione con il quale ha vinto contro la morte. E ricordiamoci che quando noi prendiamo questo pane e questo succo, noi stiamo vivendo l'essere uni in Cristo con la persona che è di fianco a te, con la persona che è dietro, davanti a te, e anche con la persona più lontana che c'è in questa chiesa, che forse oggi tu neanche conosci, ma che è tuo fratello e che è tua sorella, perché in Cristo noi questo che siamo, una grande famiglia. In questo momento prendi la Santa Cena con questo pensiero e questo sentimento. Padre, ti preghiamo, Signore, in questo momento per questo pane, Signore, questo succo, che, Signore, una volta entrati in noi possano far percepire ognuno di noi l'essenza di te, Signore. Che il tuo Spirito possa venire a risvegliare, Signore, cuori che oggi sono morti. Che il tuo calore possa venire a far sciogliere, Signore, il ghiaccio che c'è dentro di noi. Vieni, Signore, a rinnovare, a trasformare, a cambiare attraverso l'opera che la tua Santa Cena può fare nelle nostre vite. Noi crediamo, Signore, che in questi alimenti c'è potere per fare miracoli, e io ti chiedo, Signore, vieni ad agire attraverso la Santa Cena di questa sera. Che ognuno di noi possa discernere, Signore, questa sera che tu sei il nostro buon pastore, che per noi sei morto e risorto. Che ognuno di noi possa venire a capire che le persone intorno a noi sono i nostri fratelli e insieme noi possiamo essere parte della tua famiglia. Per questo io ti prego questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
potessi vivere per me la sua vita donò. Sublime grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Il cieco è e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Adesso io posso vedere, io vedo i tuoi occhi di amore, perché io potessi vivere per me la sua vita donò. Amen. Allora insieme come uni in Cristo ricordiamo la morte e la risurrezione di Gesù, prendendo il pane che simbolizza il corpo di Gesù. E dopo il pane, insieme prendiamo questo calice di vita, di salvezza, che è il sangue che Cristo ha versato per noi.
innalzato è per sempre, adorato è per sempre. Lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Una preghiera oggi qua. Padre, ti ringraziamo Signore per la vita di Giacomo, di Catrina e per il giorno che tu hai già preparato Signore per domani. Sappiamo Signore che sarà solamente l'inizio Signore di qualcosa di meraviglioso che tu hai preparato davanti a loro Signore. Io ti chiedo Signore insieme a tutta questa Chiesa Signore come uni in Cristo che tu possa mettere la tua mano su di loro, che da domani, Signore, saranno uniti non solo davanti all'uomo, ma anche davanti a Te. E ciò che è unito davanti a Te, nulla mai si può sciogliere.
Per questo io ti chiedo, Signore, che la tua mano sia sopra di loro, che la tua presenza sia sempre e costantemente, Signore, dentro di loro. Perché, Signore, questa unione, questa alleanza possa essere un'alleanza di gioia, un'alleanza di amore, un'alleanza di pace, Signore, un'alleanza che possa portare anche frutto per il tuo regno. Benedici, Signore, Giacomo, Catrina e questa famiglia che sta per nascere davanti ai tuoi occhi. Noi ti preghiamo per questo come uno in Cristo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. C'è la cucina dopo, quindi non andate via, state qua, passiamo un momento insieme di comunione, di gioia. E per il resto che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua casa, che la mano di Dio sia sulla tua famiglia, che le benedizioni di Dio, quella vita abbondante, quella vita che troviamo al di là del taglio sulla cortina, possa riempire la tua casa, che la presenza di Dio possa essere la presenza costante nella tua vita e nella tua famiglia. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.